Oltre 500 studenti, 21 scuole di ogni ordine e grado di tutta la regione sono i numeri delle giornate dello sport che durante l'anno scolastico in corso hanno coinvolto le scuole venete con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi all'attività sportiva e di far conoscere le diverse discipline presenti nel territorio in cui vivono. Un'esperienza fantastica perché ha permesso di avvicinare tantissimi ragazzi allo sport, alla conoscenza dello sport. Perché lo sport è salute, professore, così? Lo sport è salute, fa bene al fisico, fa bene anche alla mente, ricordiamocelo. Educa il talento è stato l'evento conclusivo delle giornate dello sport promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e il Comune di Venezia. Ha creato veramente un entusiasmo contagioso tra gli insegnanti, dirigenti scolastici, ma soprattutto ha coinvolto in un lavoro di squadra le classi con il territorio e questo è proprio un importante risultato, proprio un risultato di squadra. 21 rappresentanti delle scuole elementari, medie e superiori che hanno promosso i migliori progetti sulle giornate dello sport, dopo aver presentato le loro iniziative, hanno ricevuto un attestato di riconoscimento da parte dell'assessore regionale all'istruzione. Le nostre scuole, ha detto Elena Donazzan, sono le palestre della vita e in esse vogliamo promuovere un allenamento ai valori e all'educazione e lo sport deve diventare una materia trasversale. Le giornate dello sport saranno riproposte anche nel prossimo anno scolastico. Da un piccolo progetto ne è nato qualcosa che caratterizzerà, spero, anche per il futuro la scuola veneta.